questo webinar? Perché siamo in prossimità di una data per ENAIP importante. L'11 ottobre noi faremo la selezione per l'avvio dei nuovi corsi OS che la Regione ha approvato. Quindi l'11 ottobre sarà la data in cui tutti i centri ENAIP coinvolti nell'avvio dei prossimi corsi, che poi citerò, saranno sede di selezione. La selezione per l'accesso ai corsi OS è prevista dai decreti della Regione e la scelta di ENAIP Veneto è di svolgerla nella stessa giornata in tutti gli 11 centri in cui successivamente sarà avviato il corso. Vado velocemente a ricordare le sedi di selezioni e successivamente di corso, che sono per la provincia di Verona, la sede ENAIP di Verona e di Legnago, per la provincia di Vicenza la sede di Bassano del Grappa, per la provincia di Padova la sede di Cittadella, di Padova e di Piove di Sacco, per Rovigo la sede di Portoviro e di Rovigo, per la provincia di Venezia le nostre sedi di Dolo, Noale e Chioggia. In tutte queste 11 sedi, l'11 ottobre ci sarà la selezione. Selezione che avverrà con modalità che ha definito la Regione. Ci sarà una prova scritta e un colloquio. La prova scritta consisterà in una serie di 30 domande da fare, a cui rispondere in 30 minuti. Superata la prova scritta si andrà al colloquio, che è un colloquio essenzialmente e diciamo così motivazionale. Superata la selezione sarà possibile iscriversi al corso OS e da lì inizierà un percorso che avrà una durata di circa 13 mesi, un percorso che è impegnativo, e il senso del webinar di oggi è proprio quello di dare alle persone che così numerose hanno voluto partecipare a questo evento la consapevolezza, attraverso le testimonianze di due compagni di viaggio, direi, per quanto riguarda i corsi OS organizzati da ENAIP, del dottor Andrea Merlo e di Federica Zamarco, che andranno a delinearci quali saranno e quali sono e quali saranno le prospettive di questa figura professionale che orbita nell'area, nell'ambito sociosanitario, e quali sono i percorsi per raggiungere questa qualifica che vi permetterà poi di affrontare il mondo del lavoro in alcuni ambiti, in alcuni settori, o l'ospedale, o la casa di riposo, o le cooperative sociali, ma di questo poi ci parlerà appunto Andrea Merlo. Direi che in questo momento è importante capire, prima di decidere di affrontare questo percorso, quali sono le prospettive future e quali sono le difficoltà anche nell'affrontare un percorso formativo che comunque implica un impegno di circa 13 mesi. Le domande, noi pensiamo di dover utilizzare questa ora per darvi più informazioni possibile e quindi più acquisizioni di nozioni e di informazioni che vi permettano di scegliere con consapevolezza l'avvio, l'intraprendere un percorso formativo di questo tipo e successivamente una professione di questo tipo. Quindi cerchiamo di utilizzare tutto il tempo che abbiamo a disposizione,
chiuderemo il webinar alle 18 e vi preghiamo di inviare i quesiti, le domande, gli approfondimenti di cui magari avete necessità a 2 indirizzi di posta elettronica che vi prego di segnare. Eventualmente Piero, il collega, lo scriverà sulla chat: info@enaip.veneto.it, oppure l'altro indirizzo di posta elettronica, che è il mio indirizzo, marinella.pellizzari@enaip.veneto.it. Quindi non fate, non attendetevi oggi risposte a quesiti personali. Utilizziamo tutto il tempo per sentire i nostri relatori e qualunque vostra richiesta di informazioni o di approfondimenti vi prego di inviarla a uno di questi 2 indirizzi di posta elettronica. Garantisco che risponderemo a tutti. Allora, adesso lascio la parola ad Andrea Merlo. Andrea Merlo per noi è una figura di riferimento per quanto riguarda l'attività di ENAIP Veneto in ambito sanitario, sociosanitario, perché oltre ad essere un formatore storico importante per i nostri corsi per operatori sociosanitari, lo è anche per un'altra figura che noi eroghiamo e che gravita nel mondo delle professioni, diciamo così, che si avvicinano all'ambito sanitario, che è l'assistente di studio odontoiatrico. Comunque Andrea Merlo è il vicepresidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Padova, ma se cercate informazioni su internet lo troverete ad essere relatore anche in numerosi eventi in ambito sanitario. Quindi lascio la parola ad Andrea che si presenterà e ci dirà chi è e chi sarà l'operatore sociosanitario, quindi oggi ma anche in prospettiva futura, e per realizzare appieno gli obiettivi di svolgere al meglio questa professione, quali sono le competenze che attraverso la formazione è importante acquisire per poter svolgere al meglio questa professione. Lascio a te la parola, Andrea. Grazie mille Marinella, grazie. Beh, ben arrivati a tutti. Ormai ci siamo abituati a questo sistema virtuale di comunicazione che da un lato favorisce anche il fatto che ognuno nella comodità di casa propria riceve informazioni molto utili che possono anche indirizzare dei percorsi di vita, e questo è quello che ha l'obiettivo, uno tra gli obiettivi di questo webinar. Come diceva Marinella, io sono cresciuto con l'operatore sociosanitario. Mi spiego meglio. Io finisco il mio percorso di studi proprio nell'anno 2000 ed è in quegli anni in cui la riforma territoriale della sanità prevede una nuova figura, nasce questa nuova figura in quegli anni, che è proprio l'operatore sociosanitario, cioè un operatore che sta tra il sociale e il sanitario. E lì ho iniziato con anche ENAIP la parte della riqualifica, perché prima c'erano altre figure più tecniche, l'OTA, l'OSA, e queste figure poi si sono unificate ed è partito questo percorso. Un percorso quindi che parte in quegli anni e che siamo nel 2022 ha maturato tantissimo, è cambiato, si è aggiornato, ha modificato anche la sostanza e implementando sempre di più le competenze di questa figura. Ecco quindi che
Ringrazio Marinella, perché in questi webinar anche da un anno all'altro cambiando il sistema, cambiano anche le figure di riferimento. La pandemia ci ha insegnato molto. Uscire dalla pandemia, speriamo di uscirne il prima possibile completamente al 100%, ha ulteriormente cambiato il ruolo dei professionisti, la carenza di personale infermieristico, medico, lo sentirete, lo sentite nei giornali, e la riforma del piano sanitario di ripresa e resilienza che volge ancora di più nell'ottica del portare l'ospedale nel letto dell'ammalato. Ecco, quindi questa territorialità, questa vicinanza al cittadino nel proprio domicilio ha la necessità di professionisti che si prendono cura dei nostri assistiti. Ecco, entro proprio in questo ambito, il prendersi cura. Allora, il lavoro di prendersi cura è un lavoro ed è una professione che a volte viene anche sottovalutata, perché chi è madre, chi è padre, chi è figlio ed ha assistito genitori anziani, pensa già di sapere come curare, come assistere, ma non basta il buon cuore, non basta il buon cuore o la predisposizione. Oggi, soprattutto oggi, servono delle competenze basate su evidenze scientifiche, cioè delle competenze che si omogeneano all'operato di tutte le professioni sanitarie, che erogano quello che è il bene salute, cioè quello che eroga la cura, la salute, il benessere dei nostri assistiti. E per far questo, quindi, ci si aspetta che i professionisti sanitari e le professioni che entrano a supporto dei professionisti sanitari acquisiscano queste competenze all'interno di percorsi formativi strutturati. Parliamo del medico, che quindi non ha mai messo in discussione il suo percorso formativo universitario, ma anche il fisioterapista, l'infermiere, il logopedista, quindi le professioni sanitarie, e entrano anche in maniera importante quelle che sono delle figure tecniche di supporto, quale è l'operatore sociosanitario, per supportare non solo i professionisti, ma proprio anche i nostri malati in un lavoro d'equipe, in un lavoro di insieme, in un lavoro dove ognuno per le proprie competenze cerca di garantire il benessere del nostro assistito. E quindi entrare all'interno del sistema sanitario nazionale nei diversi ambiti, perché come diceva Marinella, provate a pensare in quanti ambiti il sistema sanitario ha le sue radici. Abbiamo l'ospedale e quindi il lavoro nel pubblico impiego, ma abbiamo anche il territorio. E nel territorio abbiamo le residenze sanitarie per anziani, le comunità, i centri, e quindi il lavoro dell'operatore sociosanitario è un lavoro che si inserisce all'interno di tutti quei processi che erogano salute. Ecco, questo è il punto, diciamo, importante da tenere in considerazione. E l'altro punto importante è il fatto che l'operatore sociosanitario è quindi quella figura che, a seguito di un percorso formativo regionale, quindi non può fare un corsetto che a caso, diciamo, trova in internet, ma anzi deve essere proprio certificato dalla Regione Veneto con un esame finale e quindi supportato, per arrivare ad acquisire un titolo professionalizzante che gli permette quindi di esercitare la professione di operatore sociosanitario. Ecco. Per farvi ancora meglio capire, questo operatore sociosanitario nasce proprio dall'esigenza di dover andare nel territorio, nelle strutture che nascevano in quegli anni, quindi le residenze sanitarie, le RSA, gli hospice, gli stati vegetativi, gli ospedali di comunità, e nasce proprio per il fatto che questo operatore, insieme con l'infermiere, è in grado di assistere nei bisogni primari,
i nostri assistiti. Allora io ho preparato alcune piccole slide, adesso condivido lo schermo, in modo che così tracciamo un percorso insieme su quelle che sono le competenze che voi acquisirete se frequenterete questo corso e impegnandovi, studiando e quindi cercando di diventare quello che oggi non siete, perché oggi magari fate cura, curate, assistite, però poi a seguito del percorso venite certificati come questa figura che è l'operatore sociosanitario. Allora un attimo che condivido lo schermo. Eccolo qui. Bene, allora, quali sono le competenze dell'operatore sociosanitario? Vedete, soddisfa i bisogni primari della persona. Cosa vuol dire soddisfare i bisogni primari della persona? Vuol dire che l'operatore sociosanitario è in grado di sviluppare tutte quelle competenze tecnico-pratiche relazionali in maniera efficiente ed efficace che abbiano una ricaduta positiva nei nostri assistiti, creando con il nostro assistito quelle che sono delle relazioni di cura, cioè quelle relazioni che educano anche il nostro assistito nella gestione della cronicità, delle proprie malattie croniche, del benessere, ma anche i caregiver, cioè coloro che si prendono cura, non sostituendosi mai all'assistito, e quindi non è un'assistenza dove io faccio qualcosa come la mamma, ad esempio, con il bambino. No, è un'assistenza dove io sviluppo quelle competenze che mi permettono di fare in modo che il mio assistito sviluppi a sua volta e mantenga quelle che vengono definite abilità residue. Okay? Quindi io sono un attivatore, uno stimolatore di abilità residue. L'operatore sociosanitario deve fare questo, deve stimolare quelle che sono le abilità residue della persona, capire quali sono le potenzialità della persona, insieme cercare quindi all'assistito di soddisfare i bisogni primari, e quindi impara proprio all'interno del percorso formativo a prendersi cura della persona ammalata, cercando di educare a quelli che sono corretti stili di vita anche, entrando all'interno del supporto, diciamo, del sostegno che deve essere fatto anche alla famiglia e ai familiari. Quindi in questa frase, soddisfa i bisogni primari della persona, non sta solamente l'aspetto tecnico, che pur importante e viene anche insegnato, cioè come soddisfare bene alcuni bisogni primari, come può essere l'alimentazione, quindi come mangiare correttamente, seguire una corretta dieta valutata in base alle patologie delle persone, ma anche eseguire una corretta igiene a letto, e quindi come lavare una persona in maniera che non è in grado di lavare, oppure lavare insieme alla persona, e quindi eseguire una corretta igiene della persona, ma anche una corretta igiene domestico-alberghiera, quindi sviluppare quell'occhio critico quando ad esempio l'OSS entra nell'assistenza domiciliare, va a casa dell'assistito e vede quelle cose che iniziano a suonare un po' come campanelli d'allarme a questa figura, e quindi insieme con la famiglia inizia a dire: ma guardi, forse è il caso che il letto lo facciamo in questo modo, che le lenzuola siano più tirate, che ad esempio queste sostanze non siano vicine, che il letto non sia troppo vicino alla finestra. Cioè delle piccole accortezze anche proprio che vengono a svilupparsi nel percorso formativo, e che mettono l'operatore sociosanitario nelle condizioni di poter educare anche a corretti stili di vita la famiglia e supportarla in questo difficile percorso che è quello della cura. Scusate. Infatti, proprio ecco questo l'altra parola chiave, l'operatore sociosanitario favorisce il benessere e l'autonomia. Quindi favorire l'autonomia significa
come abbiamo detto prima, non sostituirsi al nostro assistito, ma aver ben chiaro il concetto del supporto e della stimolazione di quelle che sono abilità residue in base alle proprie conoscenze che vengono acquisite, monitorando e quindi applicando nell'agire professionale le buone pratiche basate, come dicevo prima, non sui consigli della nonna o su quello che mi ha detto l'amica o sul corso che ho visto online, ma su evidenze scientifiche che vi vengono trasferite da docenti esperti, da docenti che sono dei professionisti sanitari, che quindi basano la loro docenza e i contenuti dei corsi che vi vengono, diciamo, dati all'interno dei vari moduli formativi che poi vedremo, sono basati sulle recenti evidenze scientifiche. Anche questo è importante dire. Perché? Perché l'aggiornamento professionale nell'ambito della salute è quotidiano e quindi le informazioni cambiano. Pensiamo alla pandemia, quanto ha cambiato anche le conoscenze che abbiamo e quanto ha stimolato anche l'importanza dell'utilizzo, ad esempio, di alcuni dispositivi di protezione individuale, no? E il corretto impiego di questi o il corretto lavaggio delle mani e come evitare la trasmissione del virus. Quindi questo veniva già insegnato. L'operatore sociosanitario durante la pandemia si è trovato preparato, lo sapeva affrontare, ha dovuto allineare alcune cose perché giustamente doveva allineare come tutte le altre professioni, però il fulcro base lui lo conosceva già, sapeva già l'importanza del lavarsi le mani, sapeva già che in alcune trasmissioni aeree per droplet, ad esempio, quindi per goccioline, perché questo l'aveva studiato e quindi ne aveva le conoscenze, le competenze e ha potuto insieme agli altri professionisti affrontare al meglio, a mio avviso, questa pandemia, perché è stato uno dei protagonisti importanti che ha dato veramente un grande supporto a tutti per superare questo evento pandemico che abbiamo appena vissuto. Ecco, l'altro aspetto, quindi mi collego proprio a questo, collabora con l'equipe sanitaria, sociale e educativa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatore non è da solo, non è mai da solo. È vero che ha degli ambiti di autonomia e delle competenze, delle mansioni che può svolgere in autonomia da solo, ma non è quello che viene chiesto all'operatore sociosanitario. L'operatore sociosanitario deve formare una competenza trasversale per il fatto che deve intanto conoscere anche le altre figure professionali, deve capire come inserirsi nel processo di cura, far emergere i bisogni, perché dai bisogni le altre professioni trovano, quindi le professioni intellettuali, riescono a identificare in base al loro percorso di studi, in base proprio alla loro intellettualità professionale, quelli che sono gli interventi più adatti per andare a soddisfare questi bisogni. E quindi se è l'operatore sociosanitario che riferisce al fisioterapista se vede ad esempio che la persona di notte si muove troppo, non si muove nel letto e quindi il fisioterapista farà le sue valutazioni e adotterà alcune strategie di mobilizzazione attiva, passiva, se dovrà mettere delle contenzioni. È l'operatore sociosanitario che dice all'infermiere se vede un determinato arrossamento al sacro oppure trova un'irritazione, ad esempio quando va a fare la cura igienica. Allora l'infermiere cercherà di capire, farà le proprie valutazioni, userà le proprie scale e andrà a capire se è necessario intervenire precocemente per evitare un aggravamento delle lesioni da decubito. E sarà l'operatore sociosanitario che insieme col logopedista, ad esempio, andrà a dirgli quando io gli do da mangiare, lo imbocco, vedo che ogni tanto tossisce, allora il logopedista andrà a fare delle valutazioni e andrà a capire se c'è una disfagia. Sarà l'operatore sociosanitario che riferisce all'educatore. Oggi Maria non la vedo tanto bene, la vedo triste, la vedo seria, la vedo che guarda fuori dalla porta e allora l'educatore prenderà Maria e la coinvolgerà all'interno delle attività. Cioè, vedete quanto importante è questa figura di operatore sociosanitario come attivatore in prima linea che insieme con le altre figure professionali cerca proprio di lavorare in equipe per garantire una corretta assistenza.
Quindi l'operatore sociosanitario collabora con l'equipe nel processo di assistenza, nella pianificazione assistenziale, cioè proprio in quella, si dice, presa in carico, cioè proprio la presa in carico assistenziale del nostro malato, del nostro assistito, giovane, anziano, qualsiasi assistito che si rivolga a noi professionisti sanitari, a noi che lavoriamo all'interno dell'ambito della salute. Per far questo, cosa deve sviluppare? Cioè deve sviluppare determinate competenze. Allora svilupperà nel percorso formativo delle competenze tecniche, cioè il saper far qualcosa, un mestiere l'operatore sociosanitario. Quindi vi viene insegnato come fare questo mestiere, quindi quali sono le competenze tecniche per alzare una persona, ad esempio, dal letto e portarlo in una carrozzina. E allora con quali strumenti, con quali sollevatori, come devono essere eseguite le manovre per alzare queste persone. Oppure come si lava una persona a letto. Si parte dai capelli, si parte dalle parti intime, si parte dalle ascelle. Cioè, qual è la competenza tecnica per fare una corretta igiene alla persona? Per non andare poi anche nelle competenze tecniche, ad esempio nelle centrali di sterilizzazione, perché l'operatore può anche lavorare lì e quindi deve sapere come si sterilizzano i ferri chirurgici, come si lavano, come si prepara una cassetta. E quindi ci sono varie competenze tecniche nel primo soccorso, nel fare assistenza proprio diretta, un massaggio cardiaco alla persona, quindi, oppure altre manovre di primo soccorso che devono essere fatte dall'operatore sociosanitario alla persona. Quindi competenze tecniche. Poi abbiamo, scusate, competenze organizzative e gestionali. Quali sono le competenze organizzative e gestionali? Perché l'operatore sociosanitario non è solo un tecnico, quindi, e lo ribadisco sempre nei corsi, l'operatore sociosanitario non è solo quella persona che lava le persone, le alza, le mette in carrozzina, no, sta all'interno di un'organizzazione, sta all'interno di processi anche gestionali, soprattutto nell'ambito, ad esempio, territoriale, domiciliare, dove si ritrova da solo e dove deve organizzare la visita all'interno della famiglia, oppure nelle piccole comunità dove l'educatore lo vede forse o l'infermiere una volta a settimana e quindi deve organizzare la vita nella comunità e deve cercare anche di capire quali sono i meccanismi che la governano, i meccanismi di gestione per gestire se stesso, i propri colleghi e anche gli assistiti ai quali fa riferimento. Competenze relazionali. Tutto questo, quindi, senza la relazione non ha nessun senso, perché il nostro lavoro il lavoro dei professionisti sanitari, è un lavoro di relazione. E nella relazione è importante capire che una relazione con un malato, una relazione con un assistito, è una relazione particolare, una relazione che va studiata, che va compresa, che va imparata. Perché? Perché non è il modo di relazionare che noi abbiamo con il nostro amico, non è nemmeno il modo di relazionare che abbiamo con nostra madre, con il nostro caro, quando gli prestiamo assistenza, o con nostro figlio. È una persona estranea alla quale dobbiamo fare assistenza e che in quel momento vede in noi il professionista con il quale relazionarsi. Quindi è una relazione, si chiama relazione d'aiuto. E la relazione d'aiuto è molto complessa e anche questa deve entrare nell'ambito delle competenze. Parlare in una determinata maniera, con un determinato modo, tono di voce, abbassandosi, guardando il malato negli occhi mentre si parla, abbassandosi al suo livello, non esercitando quindi quella relazione di potere da bordo del letto, tu sei lì, sei il paziente, io ti dico cosa devi fare, no? Entrare in empatia, l'empatia, cioè capire come si sente il malato, mettersi nei suoi panni, però stando in quelli del professionista, quindi cercando di creare queste relazioni. Ecco, queste sono competenze che non è che si improvvisano, sono competenze che vanno studiate, che vanno capite e che vanno poi provate anche durante i tirocini e che vanno esercitate. E vado a concludere. Per
farvi capire come il modulo base abbia all'interno tutto quello che ci siamo detti. L'area socioculturale, istituzionale e legislativa, si entra, io insegno anche legislazione, ho insegnato tutte le materie negli anni, però adesso mi fermo nell'ambito legislativo, perché altrimenti poi dovrei rivedere sempre tutto, il tuttologo non esiste. Allora, avendo io fatto un percorso di direzione, di RSA, di management e di legislazione, allora mi sono più addentrato in questa materia, cercando di renderla anche un po' più accessibile a tutti, anche per una materia un po' complessa. Ma la legislazione sociosanitaria, come l'organizzazione, l'etica, l'orientamento, cioè l'area del modulo base iniziale è un'introduzione, perché anche adesso noi stiamo un po', forse a volte io ho anche utilizzato dei termini, e me ne scuso, che un po' difficili, perché a volte i professionisti danno per scontato anche alcuni termini tecnici. Ecco, capire, e quindi il modulo base serve proprio per entrare nei termini tecnici, entrare a capire cosa significa lavorare in un sistema sanitario, cos'è il sistema sanitario nazionale, quali sono le leggi che lo governano, cosa vuol dire etica, bioetica, empatia, il concetto di salute, e l'orientamento a ruolo, cioè cosa vuol dire essere operatori, qual è la legge che la regola, quali sono le mie mansioni, quali sono, cosa posso fare, cosa non posso fare. Quindi il modulo base è proprio l'ABC per alfabetizzare una persona che non conosce nulla di questo settore e che sta per entrare all'interno di questo settore. E già entra nel modulo base gli aspetti di psicopedagogia e sociologia, gli aspetti, vedete, dell'area igienico-sanitaria tecnico-operativa legati all'igiene, alla sicurezza, al comfort ambientale, i principi e i metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base, e la salute e la sicurezza nel luogo del lavoro, quindi il corretto impiego dei DPI, per poi invece passare nel modulo professionalizzante. Rotto il ghiaccio, una volta che insomma, no, bene o male abbiamo capito dove stiamo andando, da lì i mattoni delle competenze, i mattoni delle conoscenze si fanno più grandi, si fanno più importanti, e si entra in una professionalizzazione, si entra quindi a capire come fare determinate cose, si va a rielaborare l'esperienza di tirocinio. Poi la collega subito dopo di me parlerà anche di questo, quindi andrete a rielaborare tutte le esperienze che avete fatto durante il tirocinio, e andrete ad entrare proprio nella specificità dell'assistenza alla persona nei bisogni di base, nella persona sottoposta a intervento chirurgico, disturbi mentali, l'anziano, il fine vita, la riabilitazione. Cioè vedete, quindi nel professionalizzante si entra proprio nella polpa di quello che è l'operatore sociosanitario. Ecco, io prima di concludere volevo anche dare un futuro, perché Marinella mi diceva cosa succederà in futuro. Beh, in futuro, guardate, io faccio parte anche dei tavoli nazionali della Federazione Nazionale dell'Ordine degli Infermieri, dove parliamo quotidianamente dello sviluppo anche della figura dell'operatore sociosanitario. E in Regione Veneto, lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, si è già proposto un qualcosa che va oltre, cioè una formazione complementare, quindi oltre alla base, che è il requisito base, essere operatori sociosanitari, ci sono anche dei moduli aggiuntivi di formazione e di competenze aggiuntive tecnico-pratiche. Perché? Perché la direzione è quella di cercare di arrivare a una figura che possa essere impiegata come, adesso il nome che usano è assistente per la salute, un nome un po' a livello nazionale, no? Però quella, per farvi capire come la deospedalizzazione, quindi il fatto che comunque il territorio la farà da padrona, soprattutto nei prossimi anni, ha necessità di avere territorio inteso non solo domicilio ma anche le strutture residenziali, legato alla carenza di personale infermieristico, legato anche alla carenza di OSS, perché ve lo dico qui, molti di voi devono ancora finire il corso e già lavorano. Okay? Perché? Perché lavorano non come OSS, ma all'interno, diciamo, delle strutture, perché
l'operatore può lavorare quando diventa operatore sociosanitario, ma alcune strutture, ad esempio, hanno bisogno di assistenti, che non è l'operatore sociosanitario, è il passaggio prima. Però per farvi capire come appena una persona finisce questo corso, subito viene impiegato all'interno, perché c'è un'enorme carenza di personale. Allora, qual è il futuro dell'operatore sociosanitario? Il futuro è quello di aumentare ancora di più le competenze, cercare di entrare ancora di più nel sistema a fianco con le altre professioni, sgravando anche altre professioni da attività che ormai sono rimaste nell'arcaico, e quindi tutta la parte, diciamo, primaria, ma anche di attività importanti, perché se andate a vedere le formazioni complementari si parla anche di fare un'iniezione, di sorvegliare le febbroclisi, di fare delle broncoaspirazioni, gestire nutrizione, fare medicazioni avanzate. Quindi le formazioni complementari che si stanno pensando per l'operatore sociosanitario sono importanti e servono per cercare al meglio di garantire l'assistenza ai nostri assistiti, sempre in un'ottica di collaborazione con le altre professioni sanitarie, perché il nostro obiettivo è quello di prestare assistenza ai nostri malati, cercando di garantire a loro il benessere, la salute, e il concetto di salute, vedrete, è molto complesso, perché non è solo l'assenza di malattia, ma equilibrare il fisico, psichico e sociale richiede uno sforzo enorme da parte di tutte le professioni sanitarie e anche della figura dell'operatore sociosanitario. Quindi un percorso, e qui chiudo, molto serio, molto consapevole, perché una volta diventati operatori sociosanitari voi diventate delle figure di riferimento per i malati. I malati quindi vi vedono, quando avete quella divisa e siete operatori sociosanitari, come un punto di riferimento, e hanno quindi bisogno di professionalità e di competenze. Ecco. Chiudo questo intervento, scusate se ho preso anche un po' troppo tempo, e lascio la parola alla collega. Prima di introdurre la collega, volevo ringraziarti per il tuo intervento, perché credo sia stato molto chiaro, molto anche empatico, e quindi ti ringrazio, e credo che abbia sicuramente portato le persone a scegliere, spero consapevolmente, eventualmente questo corso e questa professione. Aggiungo un elemento rispetto a quanto detto da Andrea. Attualmente noi abbiamo come ente di formazione costantemente, quotidianamente, richieste di aiuto per la ricerca del personale, per la ricerca di operatori sociosanitari. Direi che fra tutte le professioni ENAIP lavora a 360 gradi, quindi ha il settore sociosanitario, è uno dei vari settori, ma sicuramente in questo momento è la professione, direi, tra le più ricercate. E quindi da questo punto di vista c'è una garanzia occupazionale, che però deve essere appunto accompagnata da quelle che sono le competenze che è necessario mettere in gioco in un lavoro così particolare. Passo la parola alla collega, che darà dal suo punto di vista, che è un osservatorio molto importante, perché Federica ci dirà lei da quanti anni conosce l'operatore sociosanitario. Lei è in particolare responsabile di tutti i corsi per operatore sociosanitario che si svolgono nella provincia di Verona. Quindi ha un rapporto forte con il territorio, un rapporto forte con le strutture sia ospedaliere che legate alle strutture residenziali per anziani, che al territorio stesso. Quindi lascio la parola a Federica, che ci parlerà specificatamente del corso e delle regole del gioco del corso stesso. Grazie. Grazie Marinella.
Buonasera a tutti, sono Federica Zamarco, appunto coordinatrice e tutor dei percorsi OS della provincia di Verona per le sedi di Legnago, Isola principalmente e Verona. Io mi soffermerò principalmente su raccontarvi un po' l'organizzazione del percorso di operatore sociosanitario, partendo un po' anche dalla nostra esperienza maturata negli anni nell'ambito appunto di questo tipo di percorso. Penso, come sapete tutti, il percorso è costituito da 1000 ore di formazione, suddivise in 480 ore di formazione teorica e 520 ore di tirocinio. La parte di formazione teorica appunto comprende un po' i moduli che il dottor Merlo ci ha velocemente illustrato nell'ultima parte e potranno essere erogati sì in modalità in presenza, in modalità FAD sincrona e anche in modalità di FAD asincrona. Quindi è ancora possibile, come nelle precedenti direttive, poter sfruttare, utilizzare la possibilità della formazione online. Quindi formazione sì in presenza, ma anche ci sarà ancora il contributo della formazione online che può aiutare magari chi lavora, può andare incontro insomma alle esigenze soprattutto di chi lavora. Cosa vuol dire FAD sincrona? Sta a significare che ci sarà una piattaforma, noi utilizziamo tendenzialmente Google Meet e Classroom poi per la parte delle verifiche della condivisione. Con la formazione in FAD asincrona ci sarà un nostro docente incaricato della formazione che terrà la lezione rispetto al modulo assegnato, voi vi collegherete online e la lezione sarà interattiva, nel senso che il docente spiegherà, però voi potrete interagire con il formatore, con il docente, ponendo domande tramite la chat, l'alzata di mano oppure appunto accendendo il vostro microfono. Quindi è una lezione interattiva come se fossimo in presenza. L'unica cosa, ecco, che siamo online. Invece sulla FAD asincrona sta a significare che vi verranno fornite delle video lezioni con del materiale, dispense e slide che vi verranno appunto condivise sempre tramite appunto la piattaforma, con una tempistica di somministrazione del contenuto. Avrete un tempo che dovrete dedicare a questo studio e alle video lezioni. In questo caso vuol dire che voi non interagirete con il docente e anche con i vostri compagni di classe, ma vedrete queste video lezioni, studierete le dispense e le slide e poi vi verrà somministrata una verifica relativa ai contenuti spiegati appunto dalle video lezioni. Quindi, come vedete, la formazione potrà essere erogata sia in presenza, quindi verrete presso la struttura, l'unità operativa che organizza il corso, oppure potrete essere comodamente a casa vostra e collegarvi online. Quindi il dottor Merlo ha illustrato un po' tutti i vari, ha fatto una carrellata rispetto ai contenuti e ai moduli che verranno trattati. Saranno tutti oggetto di verifica, nel senso che ogni modulo al termine ci sarà una verifica finale con una valutazione. Stessa cosa vale per i tirocini, anche i tirocini avranno una loro valutazione che verrà fatta al termine dell'esperienza appunto del tirocinio. È importante, le esperienze dei tirocini sono 4. Una è in ambito di residenza, quindi strutture per anziani, di 260 ore, un'altra esperienza in degenza, quindi strutture ospedaliere, hospice, ospedali di comunità, di 100 ore, e poi 2 esperienze, diciamo, territoriali, legate o ai centri diurni in ambito disabilità, salute mentale, dipendenze, eccetera, di 80 ore, e un'altra o in assistenza domiciliare o in comunità alloggio di 80 ore. Anche queste esperienze, come dicevo, al termine avranno una loro valutazione.
Quindi, ricapitolando, il percorso è strutturato con 480 ore di formazione e 520 ore di tirocini suddivise come vi ho indicato. È fondamentale che voi sappiate che per poter essere ammessi all'esame finale, per l'ottenimento della qualifica professionale, necessario superare il 90% della frequenza dell'intero percorso formativo, 90% anche per le singole esperienze di tirocinio, oltre che per la formazione, e tutte le valutazioni devono essere positive. Cosa vuol dire? Che anche solo una valutazione negativa o in un modulo o nelle esperienze di tirocinio, anche di una sola esperienza, comporta la non ammissione all'esame. Quindi ecco, il fatto appunto di avere soprattutto una valutazione negativa comporterà la non ammissibilità all'esame finale. Quindi l'impegno richiesto durante questo tipo di percorso è molto importante, quindi dovete dedicare del tempo allo studio e anche intraprendere questo percorso con una certa serietà, ma anche con voglia di mettersi in gioco rispetto al tipo di lavoro che si andrà a fare, perché è un lavoro importante, è un lavoro di cura, si entrerà in contatto con situazioni anche difficili, soprattutto magari se si fa l'assistenza domiciliare come esperienza di tirocinio, che però sono esperienze significative perché vi permettono di capire anche quanto siete in grado, come diceva anche prima il dottor Merlo, di entrare in empatia, di capire le persone, le difficoltà delle persone con le quali voi entrerete in contatto. Importante anche è avere sempre un atteggiamento adeguato al contesto in cui voi entrerete, sia per quello che riguarda il periodo della formazione presso le nostre strutture, sia presso le strutture in cui andrete in tirocinio, perché è fondamentale avere un atteggiamento adeguato, rispettoso del lavoro nostro e anche delle strutture dove voi andrete. Sia da direttiva che anche poi da contratto che noi vi faremo sottoscrivere nel momento in cui formalizzerete l'iscrizione con noi, se entrerete nella graduatoria entro i 30 partecipanti, è anche il fatto che si può essere allontanati nel caso in cui ci siano comportamenti non consoni, non adeguati o anche pericolosi nei confronti del paziente, dell'ospite, dell'utente. Questo vale per il tirocinio presso la struttura in cui si va a svolgere l'attività. Infatti noi, come vi dicevo, nel momento in cui voi passate la selezione, vi convocheremo, un nostro operatore vi convocherà per formalizzare l'iscrizione e nel contratto sono un po' sancite le cose che vi ho detto, l'articolazione modulare del percorso, il fatto appunto che se ci sono dei comportamenti non adeguati si può interrompere la frequenza del percorso dell'utente se sono appunto comportamenti non consoni all'ambiente, e il superamento della percentuale di frequenza del 90% e o le valutazioni appunto positive per l'ammissione all'esame. E sono previsti anche gli accertamenti sanitari, nel senso che per svolgere questo tipo di lavoro ci vuole l'idoneità fisico-professionale, pertanto una volta che voi cederete al percorso verranno fatte le visite mediche adeguate e richieste anche da direttiva. Ad oggi è importante anche sono importanti anche le vaccinazioni, soprattutto quella contro il Covid, perché ad oggi le strutture sanitarie per accedere richiedono il vaccino Covid. Senza questo ad oggi non si può accedere alle strutture perché appunto si entra in contatto con persone fragili,
con varie patologie e di conseguenza sono magari le prime persone che possono essere contagiate, tra virgolette, e avere anche delle ricadute magari importanti rispetto appunto a chi sta bene. Ecco, quindi tornando a accertamenti sanitari, visite mediche e appunto l'importanza della vaccinazione. Il costo del corso è di 1.800 euro, è pagabile a rate, nel senso che poi l'operatore, quando firmerete il contratto, vi spiegherà la rateizzazione che noi prevediamo. Nel caso di difficoltà, nel senso è possibile anche intraprendere il finanziamento, in quanto noi possiamo fare da intermediari attraverso una società finanziaria per lo sviluppo appunto, per poter appunto accedere al finanziamento, e siamo in attesa di avere conferma, poi magari Marinella mi confermerà o meno, della possibilità anche per chi è disoccupato di richiedere il voucher formativo, che fino all'anno scorso per i percorsi OS comunque è stato possibile, di 1.500 euro, e naturalmente bisogna appunto essere disoccupati, poi bisognerà fare richiesta tramite l'ente erogatore del percorso, e a fine corso, se si supera il 90%, si entrerà in una graduatoria, perché sarà la Regione Veneto che fa appunto l'istruttoria finale per accedere appunto al voucher formativo, e se si entra appunto nella graduatoria, il voucher verrà erogato a fine formazione, a fine del percorso formativo completo, perché appunto per poterlo ottenere, avere rimborso, bisogna superare il 90% della frequenza. Quindi ecco, è un percorso, come dicevo prima, che richiede impegno, grande voglia di mettersi in gioco, però dalla nostra esperienza abbiamo visto che i nostri utenti sono sempre stati soddisfatti dell'esperienza fatta, ed anche e soprattutto delle esperienze di tirocinio hanno anche fatto capire loro qual era l'ambito per il quale si sentivano più portati, e le esperienze gli hanno fatto anche conoscere parti di loro stessi o strategie che pensavano di non essere in grado di mettere in atto, invece che di fronte a una difficoltà sono stati in grado di aiutare delle persone che avevano bisogno. Quindi è una grande importanza, oltre alle conoscenze tecniche, alle competenze tecniche che sono fondamentali, sono anche le competenze relazionali, comunicative, per cercare di creare un rapporto, una relazione con le persone con le quali voi entrerete in contatto e delle quali dovrete avere cura. Spero di essere stata esauriente. Marinella, se manca qualcosa, magari intervieni anche tu. Io ho finito, grazie. Bene, ringrazio anche Federica, che è stata precisa e puntuale. Confermo che anche per questa DGR la Regione metterà a disposizione delle risorse, quelli che noi chiamiamo, che vengono chiamati voucher, per cui ci sarà la possibilità per chi è in determinate condizioni, prima di tutto allo stato di disoccupazione, accedere appunto al voucher che viene erogato, come diceva Federica, alla fine del percorso formativo, perché giustamente la Regione dice devi garantirmi di averlo fatto questo percorso formativo. Mi sento di aggiungere rispetto a quanto detto dai due colleghi che ENAIP ha voluto organizzare questo webinar proprio perché ci sia la consapevolezza della serietà con cui ENAIP lavora, della serietà e della professionalità con cui le persone che si relazionano con noi, formatori e tutor, hanno, e posso garantire che il successo è molto elevato.
il superamento dei corsi con l'esame finale a percentuali molto elevate, proprio perché durante il percorso formativo persone e formatori come Andrea e come anche tanti altri e tutor come Federica e come tutti i colleghi che si occupano di operatori sociosanitari sanno anche motivare, supportare, consigliare, aiutare con una presenza costante e continua. Quindi l'invito è, se avete domande, di rivolgerle, come vi dicevo prima, attraverso una vostra mail agli indirizzi che vi ripeto, info@enaip.veneto.it oppure direttamente a me, marinella.pellizzari@enaip.veneto.it. Vorremmo rispettare i tempi, quindi e darvi appuntamento, sperando che dopo l'incontro di oggi chi era incerto confermi la sua voglia, chi era incerto sia diventato convinto a intraprendere questo percorso formativo e soprattutto questa professione, chi era già convinto si sia rafforzato nelle proprie convinzioni. L'appuntamento, spero con molti di voi, sarà l'11 ottobre presso le sedi dove che voi avete scelto e indicato nella vostra scelta come sede di formazione. L'11 ottobre, vi dicevo, ci sarà questa selezione, il mattino ci sarà la prova scritta, saranno 30 domande di cultura generale, di orientamento alla conoscenza, anzi alla conoscenza di questa figura professionale. Superata la prova scritta, si andrà al colloquio. Il colloquio determinerà tanto quanto la prova scritta, ma con un occhio e con un'attenzione alle motivazioni, determinerà l'idoneità e l'ammissione al corso. Noi stimiamo di iniziare i corsi direttamente tra la fine di ottobre e i primi 15 giorni di novembre e di cercare di concludere, salvo pandemia, salvo situazioni a rischio, di concludere i percorsi formativi tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024. Giocatevi le vostre carte durante i tirocini, per chi ha saputo valorizzare il proprio ruolo e le proprie competenze, il proprio mettersi in gioco nelle strutture in cui è stato in tirocinio, si è anche garantito un posto di lavoro alla fine del percorso formativo. Perché durante il tirocinio chi vi accoglie, vi osserva, vi aiuta, vi guarda e già coglie se c'è la possibilità di avere non solo un buon tirocinante, ma soprattutto un bravo operatore sociosanitario. Con questo ringrazio Federica, ringrazio tantissimo Andrea, ma ringrazio soprattutto tutti voi che avete avuto la pazienza, così numerosi, di restare ad ascoltarci. Buona serata a tutti e disponibili a rispondere alle vostre domande via mail. Grazie e buona serata.